Non ha mai vinto fuori casa l'Imperia di Lupo, Imperia che non ha ancora fatto un'altra cosa in questo strano campionato. I nerazzurri devono ancora pareggiare, primato in comune con la Caronese, una delle big di girone che come Liguri non conosce mezze misure. In casa i lombardi hanno vinto 3 volte e perso nell'ultima gara davanti al proprio pubblico con il Chieri, partita bloccata nel primo tempo con Sancinito che ci prova da calcio di punizione, quello del numero 4 sarebbe un cross ma la palla passa e mette in difficoltà Marietta. L'estremo locale qualche minuto dopo è chiamato a un intervento che è poco più di ordinaria amministrazione sul tentativo da fuori area di Edo Capra, di ben altra fattura l'autentico miracolo di Dani. Dall'altra parte a fine frazione sul destro da dentro l'area di Stefano Banfi, 0-0 nel primo tempo e ripresa che continua con lo stesso trend perché sono ancora meno le occasioni da gol. La Caronese reclama un calcio di rigore dopo pochi minuti di gioco ma il direttore di gara lascia proseguire, poi la solita punizione di Sancinito con colpo di testa di De Bode parato da Marietta e conseguente mischia su cui Capra non riesce ad essere decisivo anche se il gioco si fermerà per il più classico dei falli di confusione. Gli ultimi assalti locali non creano troppi pericoli alla porta di Dani e la partita si conclude con il primo pareggio in campionato per entrambe le squadre, un punticino che nell'immobilità di questo campionato smuove come la classifica. Trasferta Vado e trasferta Fossano sono i prossimi impegni rispettivamente di Caronese e Imperia che ad ora rimangono nella parte sinistra della classifica.